Bella a tutti ragazzi, ben ritornati ad un nuovo video dello Spetacmercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. Lo so, questo video doveva essere pubblicato fatto verso le 9:30, 9:40. Però sinceramente voglio di sottornare a casa alle 9, molto più tardi del previsto. Sinceramente dovevo mangiare, farmi una doccia, allenarmi. Ho finito 2 minuti fa. Me lo sto registrando che sono le 10, cioè 05. Me lo pubblicherò verso le 10 e un quarto, 10:20. Però cioè, ho finito l'allenamento 5 minuti fa letteralmente, prima che aprivo la live, scusate, cioè scusate il video, quindi mi potete capire. In questo video andremo a parlare delle parole, diciamo, che ha utilizzato Massimiliano Allegri, l'attuale allenatore del Milan, alle Reali. Diciamo che non ci focalizzeremo solo su questo, ma anche sulla prestazione dell'arbitro. Direi di partire solo prima dalla prestazione dell'arbitro. Ora, l'arbitro, durante il match Napoli-Milan, non è che ha fatto una grande partita, nel senso non è che abbia non è che abbia fischiato così tanto, anche quando doveva. Per esempio Rabiot nel primo tempo ha fatto un fallo volontario su Politano, e per me i falli volontari, tu puoi prendere pure la palla, però se tu per esempio questo è Matteo Politano, questo è il piede di Rabiot, ti butti il piede per farlo cadere e tu vai a prendere la palla, diciamo, questo tipo di falli qua è da russo. Poi ci sta pure, ma che può dare il giallo, però almeno tu il cartellino tiralo fuori, non a prescindere da qual è, tiralo un benedetto cartellino, o è russo o è giallo. Cioè prendi una decisione, se non sei sicuro va al VAR e deciditi. Ma non puoi non dare un cartellino, cioè, boh, vabbè. Passiamo ad Allegri. Allora, Allegri, nella partita di ieri, a telecamere aperte, a 3 o 4 telecamere, più a tutte le persone lì presenti, una decina di persone lì presenti, inizia a prendere a male parole le reali, secondo, cioè, il responsabile tecnico della prima squadra della SSC Napoli. Ha detto diverse parolacce che magari non voglio ripetere in questo contenuto, voi se lo sapete, non ho mai detto parolacce, non mi piacciono. Non voglio ripetere. Ma ha detto, magari vi posso dire qualcosa, ha detto siediti brutto, ci, poi ha detto sei un buffone, sto ottantenne del CO, cioè, quindi ci siamo capiti. Poi ci stava il giallo, la Allegri, doveva prendere Puppu, Allegri e coso. Sta dominando, pare che Reali non abbia risposto. Oh, stata sempre re. Stava facendo Allegri, stai Giuliana Kiss, giallo. Tu hai risposto, piglia tu giallo pure tu. Poi se non hai risposto, pigli solo richiamo. Se non hai risposto, cioè se non hai risposto, pigli solo richiamo. Se hai risposto, te lo ho giallo pure a te. Ma no, che questo tipo di la prima l'azione del fallo su Rabiot è accaduto, è successo tra Valerio Reali e Allegri, non le fai passare. Certo,
noi abbiamo in panchina Antonio Conte che a Napoli-Parma è successo un cosa simile, però riguarda l'Inter, ma non mi ricordo bene la dinamica. Mm, però nella sua carriera di Antonio Conte, devo essere onesto, ha fatto cose simili, però a rivederle 3, 4, 5, 6 volte, come pare che abbia fatto, come pare che abbia fatto Massimiliano Allegri, perché? Perché le brutte parole che ha detto a Leone Ari, da quando mi risulta, da quanto anche ho visto per TV, le aveva ripetute per 2, 3 volte, mandandolo anche a quel paese con la parolaccia, e ci siamo capiti con quale parolaccia l'ho mandato a quel paese. C'è arbitro che è stato scandaloso. Ci sono stati dei episodi che, a parte questi, che non possono non essere fischiati. Cioè, questo tipo di arbitri qua, secondo me, devono prendere un richiamo proprio dalla dirigenza che hanno, oppure devono essere proprio sospesi. Non li mandi ad arbitrare la Serie B. Cioè, questo, cioè, o li mandi ad arbitrare la Serie B, oppure gli dai una sospensione, non gli fai richiamo. Questo puoi fare, poi non è che lo puoi licenziare. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!